bambine che avranno maggior difficoltà a iniziare un percorso for le donne. L'Italia è uno dei paesi che ha il tasso di occupazione. Noi come organizzazione principalmente... Ma questa mi è comoda. Questo non è avanti o no? Chiediamo il potere spesso necessario perché devono farsi carico. Allora in questa giornata vogliamo che le nostre strade... Luana Bussolotto, Sara di Pietrantonio. Le ricordiamo tutte. Siamo contro qualsiasi tipo di discriminazione. Ho una lente complessiva per acquistare tutte le materie. Questo 8 marzo scioperiamo perché la cultura non dà spazio a nessuna discriminazione. E perché a me... La terza tappa del percorso, percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Avete delle maschere. Quando tireremo fuori lo striscione le lanceremo tutte in aria. Maschera che ogni giorno ci ricopre. E certo, la violenza più dolorosa. Perché non esiste sensibilità, non esiste. Questa è una giornata di liberazione. Bene, adesso è finita la terza tappa. Oh,
cui si aspetta di più l'intervento. Questo lo rende più pericoloso, più difficile e aumenta terribilmente la sofferenza psicologica delle donne. Violenza è trovare fronte all'ambulatorio, di fronte all'ostanza. Violenza è non trovare il medico che ti faccia l'intervento. Vengono davanti alle scuole a voler tirare questa cultura che ci insegni all'uguaglianza tra le persone. Quindi ribadiamo il nostro essere antifascisti, ribadiamo il nostro odio verso queste persone se ci possono definire così. Siamo tutti fasciste! Siamo tutte Bang, bang, that awful sound.